Dopo l'ottimo successo dell'anno scorso, ritornerà a Favara la festa del cioccolato. Dall'1 al 4 marzo Piazza Cavour sarà nuovamente presa d'assalto sia dagli stand dei maestri cioccolatieri, sia dai visitatori che hanno già potuto ammirare lo scorso anno la particolare arte con la quale è stato dato al cioccolato ogni tipo di forma e di gusto. Sono già 4, e non si esclude che se ne possano aggiungere altre, le aziende che esporranno e proporranno i loro prodotti al pubblico che occuperà la principale piazza della città dell'Agnello Pasquale. Si tratta di professionisti e artigiani del settore. Sono la Choco Amore, la Choco Passion, la Choco Cus e la Italian Chocolate, quest'ultima rappresentata da Giuseppe Butticè, organizzatore in Sicilia degli eventi del cioccolato. Ma qual è la particolarità dell'evento? Di certo non sono solo le già citate forme che già per la prima edizione avevano trasformato il derivato del cacao in scarpine, ferri vecchi o oggetti di vario tipo. Ciò che contraddistingue il lavoro dei maestri cioccolatieri, ha spiegato Giuseppe Butticè, è la qualità del cioccolato, privo di prodotti industriali. Al latte, fondente, con diverse percentuali di cacao o in ogni sua altra interpretazione, il cioccolato preparato artigianalmente, assicurano i maestri cioccolatieri, non ha nulla a che vedere con quello industriale al quale è stato abituato il nostro palato. Sicuramente non è un prodotto industriale, andiamo a proporre l'artigianalità del prodotto al 100% senza aggiunta di prodotti industriali e andare così a rovinare il nostro progetto, che è il far conoscere il prodotto genuino alle nuove generazioni. La festa del cioccolato potrà vantare anche di eventi collaterali, ma sempre in tema con l'argomento cacao. Uno su tutto l'educazione alimentare e dimostrazioni sulla creazione di vere e proprie sculture mirate ai piccoli delle scolaresche cittadine. Invitando le scolaresche andremo ad insegnare ai bambini un po' di educazione alimentare su questo tipico dolce che è il cioccolato, conosciuto da tutti in tutto il mondo, e ci sarà l'occasione di avere attrezzature diverse, ammirare la scultura, la creazione di una forma di cioccolato, quindi una massa di cacao al 100%, per poi anche farle assaggiare. Insomma, Favara sarà la piazza che andrà a ospitare quelli che oggi portano avanti l'antica tradizione della lavorazione artigianale del cioccolato, dalle origini sudamericane fino ai giorni nostri. Il favo arriva dai paesi del Sud America e poi con il tempo, da generazione a generazione di cioccolatieri, dagli antichi aztechi a arrivare in Europa, poi si è modificata aggiungendo zucchero e quant'altro, o latte o qualsiasi altro tipo di ingrediente, e quindi faremo la dimostrativa di questo prodotto nei suoi vari passaggi e collegamenti tra il passato e il futuro. L'appuntamento con la seconda edizione della Festa del Cioccolato a Favara, ricordiamo, è dunque per l'1 e fino al 4 marzo prossimi. Già l'anno scorso l'iniziativa aveva registrato un'ottima affluenza sia da parte dei favaresi sia dai visitatori provenienti da altre parti dell'Agrigentino. In accordo con l'amministrazione comunale si è dunque deciso di ripetere l'evento nello stesso luogo, un'occasione ghiotta per vedere i cioccolatieri all'opera e le loro creazioni e, perché no, provare il vero gusto del cioccolato. Favara è stato un bel successo nell'edizione precedente e noi avremmo il piacere di avere i favaresi dalla nostra parte e proporla anche come, perché no, festa provinciale.